quando l'ho saputo la cosa, le sensazioni che ho provato sono state di serenità e di insomma uno sguardo verso il futuro, perché adesso che ho un indeterminato posso davvero fare dei progetti. Questa è la reazione di Davide, 27 anni, di Castelfranco, alla notizia di essere stato assunto a tempo indeterminato da Poste Italiane. Con lui nel corso del 2019 ci sono state altre 127 persone solo nella Marca. Si tratta di una delle più importanti iniezioni di manodopera degli ultimi anni da parte della società, alle prese con una profonda riconversione trainata dal commercio elettronico. Con i pacchi sicuramente siamo riusciti a gestire questo turnover e stiamo praticamente sfruttando l'onda dell'e-commerce per garantire i posti di lavoro e creare anche un turnover delle persone che operano all'interno dell'azienda. Da qui l'inaugurazione del nuovo centro di distribuzione postale di Castelfranco, che servirà un'area da 111.000 cittadini e 8.000 imprese da Loria a Vedelago. Ogni giorno da qui passeranno 900 kg di corrispondenza, da un lato i pacchi, dall'altro l'evoluzione digitale dei servizi postali. Questo è il palmare di cui si stanno dotando tutti e 460 i postini della Marca, che consente tra l'altro di spedire raccomandate e di monitorare in tempo reale tutti gli spostamenti. Il cliente che spedisce quindi ha sotto controllo, diciamo, quello che lui ha spedito, e quindi è un valore aggiunto che noi diamo a quello che noi consegniamo.